teme prima di Natale un declassamento? Pensa che invece in realtà tutto sommato continueremo a stare nel giallo? No, io credo che rimarremo nel giallo. Sono convinta anch'io che rimarremo con la zona gialla, perché se non siamo stati arancioni fino adesso, per vari motivi magari politici però. Sono contento, penso. Sì, penso che la situazione è stata trattata abbastanza bene. Beh, io non credo che cambieranno perché per rilanciare l'economia adesso proprio la settimana prima di Natale, quindi le persone devono uscire giustamente per comprare i regali e non credo che cambierà di zona. Sarebbe da non mollare la presa, però se vogliono cambiare. Io penso che Zaia stia facendo il suo dovere. Quindi il Veneto si difende benissimo rispetto alle altre regioni. Sicuramente per rilanciare l'economia rimarremo ancora gialli, però bisogna prestare molta attenzione e difatti noi siamo venuti per comprare proprio un po' di verdura e basta e stiamo già andando via perché mi sembra che ci sia già troppo affollamento. Quindi è bene avere tutte le misure di sicurezza e precauzioni. Se la gente si comporta come bisogna non penso ci sia problema. Io cerco di rispettare le norme che vengono proposte sperando che anche gli altri le rispettino, però purtroppo non è che possiamo fare nulla di diverso, giusto? Vedo tante irresponsabilità comunque. Comunque dobbiamo fare attenzione il periodo di Natale, ma io non credo, abbiamo un grande presidente per cui non credo, mi fido di lui.